aperti anche di sera. Grande applauso! Porte di Padova, agriturismo La Scacchiera. I tavoli sono tornati a riempirsi con una sessantina di clienti nel primo sabato di zona gialla ad accogliergli i padroni di casa. Giuliano e Richelmo Ravazzolo, è bello riaprire il sabato a mezzogiorno con i clienti. Finalmente abbiamo o pensiamo di avere un attimo di aiuto. Questo è uno dei 150 agriturismi padovani associati a Terra Nostra, reduce da 40 giorni di difficilissima chiusura passati così. È molto malinconico perché intanto eravamo da soli e in più abbiamo l'azienda agricola che continua a produrre e abbiamo le dispense che stanno esplodendo e vedendo le dispense che crescono continuamente e il nostro punto vendita, che è la tavola in questo caso, fermo, ci dà una tristezza, una malinconia grande sempre. Giuliano e il fratello Richelmo lasciano la sala e ci accompagnano nella stanza dei salami stracolma raccontandoci che per ora hanno fermato la produzione. Una giornata che sperano sia solo l'inizio, continua Giuliano, che questa mattina, come gli accadeva da bambino con la cartella a scuola, ha fatto fatica a ritrovare il suo fifì. Se queste prenotazioni noi le paragoniamo a prima del Covid, è una disperazione. Se queste prenotazioni le vediamo dopo un momento di chiusura, sarà la nostra salvezza e comunque la gente ha voglia di muoversi. Tutti gli aiuti sono ben accetti, dallo sgravio sulla Tari, la tassa rifiuti chiesto come associazione ai ristori. La richiesta più pressante è un'altra: poter lavorare con continuità e seguendo tutte le regole e riaprire anche la sera. Agli agriturismi si associano i pubblici esercizi. Gli esercenti sono anche disponibili a prendersi degli impegni ulteriori. La volontà da parte dei pubblici esercizi c'è ed è ampia. Noi auspichiamo che anche la parte politica e il comitato tecnico scientifico, chiunque possa in qualche maniera autorizzare questa apertura, ci possa venire incontro per tornare a fare un ulteriore piccolo passo verso un briciolo di normalità.